dopo questo servizio facciamo gli auguri di buon Natale sia ai nostri telespettatori che ai colleghi del vicino Veneto e di Pordenone e passiamo la linea in Veneto al collega Paolo Zeriali per notizie e aggiornamenti relativi all'Alto Adriatico. Grazie alla collega Anastasi, grazie a tutti i colleghi di Udine, ai quali ovviamente facciamo anche noi i migliori auguri di buon Natale. Qui dal Veneto naturalmente a tenere banco è il maltempo ed infatti noi siamo con l'assessore regionale alla protezione civile Daniele Stival, che è reduce da una giornata molto intensa, una giornata di lavoro veramente molto duro. Parliamo subito con lui dopo qualche aggiornamento. Passo naturalmente la linea alla direttrice Anna Zoldan per ulteriori appunto domande all'assessore. Sì, grazie Paolo, buonasera Assessore, la ringraziamo anche per questa sua partecipazione al telegiornale di Video Regione, perché presumiamo che sia una giornata molto intensa visto la sua delega alla protezione civile. Intanto però le popolazioni sono tra loro solidali, abbiamo visto anche il caso della raccolta fondi per gli alluvionati del Veneto tramite SMS e poi la polemica di oggi sui pannelli di Autovie Venete, è intervenuto anche il Presidente Zaia insomma, per chiedere l'intervento del Capo dello Stato. Guardi, la solidarietà ormai soprattutto dei messaggi del 45 501 e SMS e del conto corrente della Regione ormai è superato i 3 milioni di euro, quindi è una cosa significativa e importante che va dai 2 euro singoli dagli SMS ai 5 euro della cosiddetta Signora Maria alle tante piccole donazioni come alle notevoli adesso grosse donazioni che ci sono da 20, 50, 100 mila euro e oltre di diverse organizzazioni. Noi contiamo di arrivare intorno ai 5 milioni di euro a breve, quindi la solidarietà è molta. È con perplessità che riceviamo questo messaggio dell'ANAS, ANAS che probabilmente chi lo ha istituito o fatto questo messaggio probabilmente sarebbe più utile che andasse a zappar terra o a aiutare i consorzi di bonifica a pulire i fiumi anziché fare comunicati stampa di quel genere. Grazie Assessore Stival, auguri a lei e a famiglia, la lascio alle altre domande del collega Zeriali. Auguri direttrice. A questo proposito appunto ricordo che per quanto riguarda la richiesta insomma che è veramente sconcertante da parte appunto dell'ANAS di togliere questi SMS che cioè i cartelli che appaiono appunto avete notato lungo le autostrade nei quali si invita a donare tramite SMS appunto i 2 euro agli alluvionati. A questo proposito c'è una presa di posizione molto forte da parte del Presidente Zaia che dice: per tempismo e contenuti la decisione dell'ANAS è di una gravità unica. Mi sembra deplorevole che non ci sia un minimo di disponibilità e di volontà a comprendere che 550.000 persone hanno pagato e pagano tuttora i postumi dell'alluvione, vivono le difficoltà di una ricostruzione e l'unica cosa che sa fare a questo punto l'ANAS è dire di togliere il messaggio dai pannelli. Per il Presidente del Veneto è scandaloso quello che sta accadendo e quindi da qui l'appello al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio, quindi a Napolitano e a Berlusconi, che hanno avuto modo di visionare i territori alluvionati e che hanno garantito sempre, dice Zaia, il loro sostegno. È un appello perché questa infamia abbia a cessare. E quindi naturalmente parole insomma molto forti, però ovviamente non si può pensare diversamente. Come può essere nata questa iniziativa da parte dell'ANAS? Anche perché non penso che si possa nemmeno parlare di una questione di sicurezza stradale, visto e considerato che insomma sulle nostre strade poi vediamo normalmente pubblicità, cartelli di ogni tipo che possono sicuramente distrarre molto più l'automobilista che non un invito a donare 2 euro. Sì, o c'è un problema di fondo, cioè che il messaggio non deve esserci, ma non deve esserci nessun messaggio, neanche quelli che inserisce la stessa autovie, cioè quindi le informazioni normali della strada, altrimenti
come fa anche nelle strade statali, quindi di competenza dell'ANAS, tutta la pubblicità che c'è ai lati. A questo punto anche noi chiederemo di far togliere tutta quella pubblicità che mette l'ANAS lungo le strade, che diventa pericolosa, se è questo l'obiettivo per cui magari per il codice della strada è pericoloso mandare questo tipo di segnale. Però siamo veramente all'inverosimile, quindi senz'altro chi lo ha fatto, lo ha inventato, dovrà renderne conto ai cittadini, ai veneti e agli italiani. Io ringrazio quindi l'assessore appunto Stival per questa sua partecipazione.